Cari telespettatori, ben ritrovati. Parliamo di medicina di genere e caregiver con l'FNP CISL per approfondire alcune questioni che sono molto importanti e significative. Allora, abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Maria Trentin dell'FNP del Veneto, grazie di essere ritornata, che è nel gruppo di lavoro dell'FNP del Veneto per i temi sociosanitari, l'invecchiamento attivo ed è rappresentante dei sindacati dei pensionati nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo. E infatti il tutto è proprio volto a cercare di far capire quanto sia importante aderire a tutti quelli che sono i suggerimenti, consigli, supporti per invecchiare bene, invecchiare attivamente. E ogni volta voi cercate di dire invecchiamento attivo, questo, c'è una legge regionale, bisogna che però anche le persone ci mettano del proprio, perché altrimenti non si riesce ad invecchiare attivamente. Allora, prima di incominciare la medicina di genere, che è il primo tema che voi avete approfondito anche in un recente convegno, vediamo un'intervista che ci spiega sostanzialmente di che cosa si tratta, perché sappiamo che ci sono gli uomini, ci sono le donne, si ammalano diversamente, reagiscono diversamente alla somministrazione farmacologica e anche a certe patologie, hanno una sintomatologia che può essere diversa, va individuata, studiata, analizzata e tenuta in conto, e hanno anche delle risposte immunitarie, risposte di vario genere diverse a seconda che sia uomo o donna alle diverse situazioni di malattia che si possono presentare. Oggetto di indagine molto attenta già dagli anni '80, ma adesso sempre più diventa significativo. L'FNP ci tiene in modo particolare che diventi oggetto di attenzionamento anche nella regione del Veneto, e quindi sentiamo nell'intervista la dottoressa Rosa Vona, ricercatrice del centro di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto Sanitario Superiore Sanitario. Su che cos'è questa medicina di genere? Vediamolo insieme. La medicina di genere non è una nuova branca della medicina, ma è semplicemente un punto di vista diverso che prende in considerazione le differenze esistenti tra maschi e femmine nell'insorgenza di una patologia. La medicina di genere è importante perché è la base per arrivare a quella che è una medicina personalizzata, quindi mette al centro dell'attenzione il paziente, partendo però da quelle che sono le differenze di base esistenti tra maschi e femmine. Sono differenze dovute non solamente a un carattere biologico, quindi dovute al sesso, ma anche di genere, cioè dalle diciamo così imposizioni socio-economiche della società che ci girano attorno. È importante perché uomini e donne hanno caratteristiche di base diverse, quindi conoscerli ci permetterebbe di applicare quella che è appunto la medicina personalizzata. Un esempio di insorgenza di patologie che sono diverse nell'uomo e nella donna è l'infarto. Hanno caratteristiche, si presentano con una sintomatologia diversa che non è quella tipica dell'uomo per la donna, o meglio, l'uomo ha questo dolore al braccio sinistro e quindi ormai è riconosciuta la sintomatologia, per cui quando va in ospedale le cure sono immediate. La donna presenta sintomatologie diverse, dolore nell'addome, nella parte addominale, sul senso di sudorazione, sensazione di vomito, e quando va al pronto soccorso queste sintomatologie non erano, almeno fino a qualche tempo fa, molto riconosciute, per cui si interveniva tardi e il rischio che l'intervento fosse tardivo e quindi avesse una prognosi infausta era molto alto. Allora, il concetto di medicina di genere a fatica si sta facendo avanti. Ci sono alcune regioni che si sono mosse in maniera estremamente adeguata, quindi sono regioni virtuose, altre che invece ancora sono un po' a rilento nel fare i primi passi. L'osservatorio, la nascita dell'osservatorio per la medicina di genere farà in modo che il piano attuativo indetto dalla medicina di genere, dalla legge per la medicina di genere, possa essere attuato
attuato il prima possibile, grazie poi soprattutto a quello che sarà l'intervento delle varie regioni nel favorire lo sviluppo di questo tipo di visione, insomma. Allora, Maria Trentin, come si applica la medicina di genere? Perché per voi è anche importante, benissimo, capire, fare la distinzione, per poi vedere a livello di applicazione pratica. Allora, io vorrei sottolineare un concetto che è appena stato detto dalla dottoressa Bona, ed è il concetto di medicina personalizzata, che è un concetto che sta prendendo molto piede sia in termini di ricerca che in termini di applicazione poi anche nel PNRR, in tutta una serie di situazioni che stanno proprio camminando in questo tempo. Cosa vuol dire medicina personalizzata? Vuol dire una misura a misura di persona, non di uomo o di donna, ma di persona. Perché? Perché ognuno di noi è diverso dall'altro, ma la grande differenza che c'è tra uomini e donne finora era stata valutata poco, ossia tutta una serie di fisicità femminili, sto pensando agli ormoni, il periodo del ciclo, il periodo della menopausa, lo stesso alcol, le donne lo sopportano meno perché? Non perché sono meno forti, perché alle donne manca un enzima che permette di smaltire in maniera veloce l'alcol, quindi poco alcol e tanto effetto, a differenza degli uomini che ne bevono di più ma l'effetto si smaltisce prima. Quindi capire che la medicina personalizzata è una medicina che ci può curare meglio diventa fondamentale, ma per farla bisogna conoscere le diversità tra i vari soggetti. Infatti vedevamo prima che c'era la slide, no? Che diceva le malattie cardiovascolari, sì, l'incidenza è praticamente, c'è differenza di genere, sì, malattie neurodegenerative, il decorso non è diverso, però ci sono differenze come le malattie autoimmuni, le malattie infettive e i tumori e le malattie respiratorie. Quindi qui vediamo appunto che fa per grandi categorie se ci sono o se non ci sono differenze nel decorso, nell'incidenza, nei sintomi. Ma c'è la sintomatologia, ma per esempio, un esempio che potrei fare è questo. In America mettono in commercio un antidepressivo, lo testano, quindi i famosi trial, le sperimentazioni medicinali, lo testano su 70%, poco più, di uomini e il resto delle donne. Dopo il trial cosa avviene? Che le donne hanno tutta una serie di ricadute negative sulla salute. Pensano di ritirare il farmaco, rifanno il trial dosando la presenza femminile in maniera diversa e si scopre che non era sbagliato il farmaco, ma era sbagliato il dosaggio, per cui se gli uomini prendevano una compressa, le donne ne prendevano meno e si curavano tranquillamente. Senza le ripercussioni. Allora, questo dimostra, questo banale, che esempio che sembra banale, dimostra che se tu a monte non hai una medicina e una ricerca che conosce le diversità, tu non puoi curare bene le persone, perché non possono essere curate tutte allo stesso modo. Certo, quindi è importante che questo percorso prenda piede a partire dagli ambienti medici, perché neanche i medici conoscono la medicina di genere, quindi molta ricerca, molta formazione, perché poi il risultato finale lo testiamo noi quando andiamo dal medico. Questo piano della medicina di genere ha istituito un osservatorio anche, no? Sì, c'è questo, allora, c'è una legge nazionale, la cosa è nata in America ma c'è una legge nazionale anche qui da noi. La legge prevede tutta una serie di ricerche fatte sia sul campo che in laboratorio, in modo da poter dare indicazioni certe rispetto alle indicazioni che vengono date. Seconda cosa, le università si stanno organizzando per
in un primo momento per far sì che ci siano percorsi di studio mirati. Adesso invece il tentativo e l'obiettivo è quello di mettere la medicina di genere dentro al normale insegnamento. Se devo creare un medico oculista, devo cominciare da subito il percorso, perché l'oculista conosca ciò che viene scoperto dalla ricerca per vedere le differenze. È chiaro che serve l'osservatorio, perché l'osservatorio diventa la banca dati dove sia ricercatori che medici possono accedere, danno le prime indicazioni. Andando nel sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità, qualsiasi cittadino può accedere a una newsletter che può leggere tranquillamente a casa, la fanno mediamente una volta un mese, 40 giorni, e però dà tutta una serie di indicazioni, ti tiene aggiornato, quindi non sono neanche cose pesanti da leggere, ma sono proprio pillole di notizie che è bene conoscere. Assolutamente, comunque c'è anche un referente, tra l'altro a livello regionale viene istituito anche una figura di referente. La legge prevede che al nazionale sia costituito un gruppo con presenze di varie specializzazioni. Le stesse cose vanno fatte nelle regioni. Allora, in Veneto noi abbiamo una referente che magari potrà essere anche occasione di un'altra trasmissione, pensando al Veneto, su cosa si potrà fare. Credo che in Veneto però non ci sia ancora il gruppo di specialità costituito, quindi sarà anche nostro compito sollecitarlo in maniera che... Però è importante che anche le persone comuni, cioè i cittadini e le cittadine sappiano che esiste questa cosa e che per essere curati bene abbiamo bisogno che le istituzioni facciano questo percorso. Benissimo, allora adesso c'è l'altro tema che è strettamente correlato, perché è sempre un'indagine che avete fatto su stress e medicina di genere, e riguarda i caregiver familiari, cioè quelle persone, quelle familiari che per lo più si occupano della persona anziana, che può avere anche però o disabile, che può avere anche una patologia grave come l'Alzheimer, e quello è stato oggetto di indagine, disabile e Alzheimer, anche se il caregiver si occupa di persone anziane, molto anziane in famiglia, e comunque può essere oggetto di grande stress. Allora avete interpellato, e vediamo l'intervista su questo, la dottoressa Petrini, e vediamo un po' che cosa ci dice. Il questionario riguarda la raccolta di dati di salute, sia psicologica che fisica, dai caregiver familiari, che sono coloro che si prendono cura di un familiare non più autosufficiente. Il questionario è online, quindi bisogna collegarsi a un link e può essere compilato dai caregiver familiari che assistono o una persona malata di Alzheimer o una persona con autismo. La scelta di queste due condizioni è stata scelta perché queste condizioni richiedono un'assistenza molto gravosa, un'assistenza H24 e una sorveglianza anche molto attenta, e quindi noi pensiamo che possano permettere queste due condizioni di mettere più in evidenza le differenze di salute maschio-femmina nei caregiver familiari. I caregiver familiari hanno un carico elevato di assistenza, sia che siano maschi che femmine. Tuttavia abbiamo riscontrato delle differenze maschio-femmina nella percezione dello stress psicologico e nei sintomi della depressione. Le donne in percentuale hanno maggiori sintomi sia di stress cronico che di depressione, e per queste vanno maggiormente attenzionate, anche pensando che sono la maggioranza dei caregiver familiari. In più gli uomini caregiver hanno un'invalidità in percentuale maggiore, probabilmente a causa del fattore età, essendo i mariti delle mogli affette da Alzheimer. E lo stile di vita, abbiamo riscontrato che le donne hanno più un'alimentazione irregolare, mentre gli uomini bevono maggiormente bevande alcoliche.
Secondo noi i dati di questa ricerca, tramite appunto la compilazione da parte dei caregiver del questionario online, ci darà un aiuto per capire, per conoscere intanto lo stato di salute dei caregiver familiari con attenzione alle differenze di genere. E in particolare poi questi dati verranno illustrati alle politiche sociosanitarie pensando di prevedere dei programmi di prevenzione della salute dedicati proprio ai caregiver familiari. Mi rivolgo ai caregiver familiari, aiutateci a completare questo progetto di ricerca. È in corso, abbiamo ottenuto già 200 questionari compilati. Ringrazio moltissimo coloro che lo hanno già compilato, ma abbiamo bisogno che altri caregiver familiari si aggiungano alla nostra ricerca per poter dare dei risultati proprio alle politiche sociosanitarie. Allora, la ricerca è stata fatta in Lazio in modo particolare, i dati sono emersi, sono abbastanza importanti. Il vostro obiettivo è capire anche in Veneto che cosa sta succedendo, vero? Per poi intervenire. Allora, intanto bisogna dire che avere una ricerca di questo tipo in questo momento, dove si sta discutendo l'assistenza territoriale, diventa estremamente importante, perché l'esempio lo faceva proprio la dottoressa Petrini. Vediamo la slide sui caregiver, sì, prego. La gestione dello stress differenziato tra uomini e donne, ma se io vado a vedere gli aiuti che vengono dati alle famiglie, vengono dati aiuti che sostengono e aiutano la persona ammalata, ma molto poco e in casi rari i caregiver stessi. Ma i caregiver rischiano di ammalarsi a loro volta e quindi è importante avere una misurazione di quanto pesa lo stress, di averlo differenziato per genere, perché questo permette, per esempio, anche noi del sindacato, quando andiamo a contrattare con la Regione piuttosto che con le ASL e parliamo di assistenza territoriale, probabilmente dovremmo insistere che una volta presa in carico un malato di Alzheimer piuttosto che un ragazzo autistico, sia opportuno che venga monitorato anche la condizione di salute di chi cura l'ammalato stesso, e quindi diventa una cosa importantissima. Ecco, tra l'altro ci sono un numero importante di queste persone che vengono assistite dai familiari, perché una percentuale bassa anche in Veneto è nelle case, nelle RSA o nelle case di riposo, insomma, quindi sono sempre più le persone, e poi le donne eventualmente lasciano il lavoro anche prima e quindi sono percettrici di una pensione estremamente bassa. Allora, tutti diciamo che gli anziani vanno tenuti a casa, perché per una questione di buonsenso, perché la loro vita vogliono viverla fino all'ultimo momento, lì se possono, in mezzo con i familiari, insieme alle loro cose, dove hanno vissuto, dove hanno i ricordi. Però perché questo sia possibile serve veramente una struttura territoriale che dia supporto, perché l'anziano non può sempre essere scaricato solamente sulla famiglia. La ricerca interviene in due situazioni, Alzheimer e autismo, dove il carico di assistenza è altissimo, è devastante da un punto di vista psicologico anche per chi cura, e per esempio esistono pochissimi casi di situazioni di aiuto. Per esempio, se io devo andare dal medico e ho un malato di Alzheimer in casa, se non ho un sostituto non lo posso lasciare da solo, ma così è un ragazzo autistico. Se mi ammalo e devo andare in ospedale per un piccolo intervento, fosse anche solo una settimana, a chi lascio la persona? Quindi vanno gestiti al meglio e creati tutti quei supporti che aiutano sia chi ha la patologia ma anche chi cura, perché
una delle cose sicuramente successe nel passato, ma che continuano a succedere, è che se tu non hai servizi, che per noi devono essere pubblici, per noi, e non hai servizi a sufficienza, è chiaro che poi una famiglia si deve arrabattare in qualche modo, e troppo spesso succede che ci sono le donne che lasciano il lavoro con le ricadute poi, che diceva lei, previdenziali, che abbassano molto la pensione, e quindi vivranno con una pensione povera quando sono a loro volta anziane e magari hanno bisogno anche di assistenza. E poi magari sole, perché poi adesso ci sono sempre meno figli. Se posso darle un dato che ho ricavato del materiale europeo. Intanto chiedo alla regia se mettono in onda anche il volantino sui caregiver, perché la ricerca che state facendo, che però vi volevo dare un dato che ho visto proprio l'altro ieri. Allora, in Comunità Europea, in Europa, il valore stimato dell'assistenza familiare è pari al 2,7 del PIL dell'Unione Europea stesso. Quindi è una ricchezza enorme che non è riconosciuta, nel senso che è un risparmio di spesa. Non è riconosciuta da un punto di vista economico, non è riconosciuta in nessun modo. Sono però possibilità, per esempio, anche di lavoro, se noi organizzassimo bene i servizi, ecco. Quindi tornando alla ricerca, noi vorremmo, anzi siamo già d'accordo con la dottoressa Petrini, che noi ci facciamo carico di sollecitare le famiglie che hanno una condizione di Alzheimer in casa o di autismo di compilare il questionario. Stiamo preparando un po' di materiale, quindi un volantino, ma lo faremo girare in tutto il Veneto, di modo che le persone siano incentivate a compilare il questionario, nella speranza di raccoglierne un numero sufficiente per poi avere una valutazione di cosa sta succedendo in Veneto. Perché le regioni sono molto diverse tra loro. La rete di assistenza del Veneto non è la rete del Lazio, e quindi è anche bene misurare un po' queste cose. Perché avete scelto solo, al di là dell'autismo, quindi qua parliamo di un altro target, ma visto gli anziani, le persone con Alzheimer, e non l'anziano non autosufficiente, che è altrettanto, o forme tra virgolette, di demenza senile, che sono altrettanto importanti? Ma questa è stata una scelta dell'Istituto Superiore di Sanità, perché quando noi abbiamo saputo questa cosa, la ricerca era già cominciata. Probabilmente hanno scelto queste due patologie perché, come diceva la dottoressa Petrini, se ci pensate, hanno bisogno di un'assistenza H24 tutti i giorni, ed è molto devastante, perché tu hai un anziano che non sa dov'è, diciamola così, e una persona autistica che ha difficoltà di relazione molto forti, e quindi probabilmente hanno cominciato da queste due situazioni per poi magari allargare anche ad altro. Certo, comunque sono dei risultati molto importanti. Colpisce anche il fatto che avete detto, non so, per esempio lo stress è più impattante sulle donne, per esempio, che io pensavo al contrario, cioè pensavo fosse più per gli uomini. Ma anche la diversa reazione che hanno le donne, sia da un punto di vista fisico che psicologico, e gli uomini. Cioè sono anche risposte diverse che danno a uno stress così elevato, però sappiamo tutti che il carico maggiore è alle sue spalle delle donne, quindi probabilmente lì ci sarà bisogno di incentivare la presenza di psicologi in maniera che aiutino anche a superare momenti di grande difficoltà. Assolutamente. Ecco, per dare dei numeri, in Veneto i non autosufficienti sono circa 200.000, di cui 180.000 anziani, nelle RSA sono ospitati 32.000, l'84% quindi viene assistito a casa da familiari, appunto i caregiver, oppure dalle badanti. E quindi c'è questo aspetto che appunto poi delle assistenti familiari, che sono appunto le badanti, che diventano un elemento fondamentale, però anche lì si apre. Teniamo conto che la ricerca lavora sui caregiver familiari. Allora, caregiver familiari e badanti sono due cose diverse, perché
la ricerca è fatta sui familiari che curano, quindi fratelli, sorelle, nonni, nonne, cognati, zii, mentre le badanti sono un vero e proprio lavoro. Non che il loro lavoro sia meno stressante, perché se gestiscono una situazione di Alzheimer è lo stesso, però non c'è l'elemento affettivo, però magari. La ricerca lavora su questo. Certo. Io vorrei ricordare però che da 2 legislature, quindi l'ultima che abbiamo appena chiuso e quella precedente, c'erano diversi disegni di legge per riconoscere ufficialmente e definire qual è il caregiver familiare, perché non c'è una definizione ad hoc su questo, primo. Secondo, per mettere finanziamenti, per fare formazione, saper gestire una persona con Alzheimer, non è che te lo inventi finché dormi, voglio dire, ti vengono le idee e poi lo pratichi, quindi formazione, magari anche sostegni. Per 2 legislature non si è fatto niente, adesso si riprende, so che in commissione al Senato si riprende un po' una discussione su questo, speriamo che sia la volta buona, come dovrebbe essere la volta buona adesso per la questione di una legge sulla non autosufficienza, che sono le 2 leggi che dovrebbero regolare tutta la fatica che le famiglie fanno quando hanno anziani non autosufficienti, anziani o ammalati non autosufficienti. Assolutamente, no, questi sono aspetti fondamentali. Quindi siamo in attesa appunto che venga qualche definizione ulteriore. Intanto è importante partecipare a questo sondaggio che viene fatto, perché può aiutarvi moltissimo nel procedere. L'abbiamo visto, è tra l'altro sul web. È già online, quindi chi vuole può già farlo. Ecco, noi faremo tutto ciò che possiamo perché siano in tanti a farlo. Ecco, teniamo un attimo questo e nel frattempo io colgo l'occasione per ringraziare Maria Trentin, FNP del Veneto, della consulta regionale per l'invecchiamento attivo, e l'FNP per averci reso partecipi di questa importante ricerca, e anche le dottoresse che sono intervenute raccontandoci e spiegandoci bene quanto è significativa la medicina di genere e quanto è importante anche capire lo stress che è in capo a queste persone, ai caregiver. Grazie ancora, buon proseguimento, la puntata la vedete in replica sul sito.